Amici sportivi, benvenuti, bentrovati al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo. Oggi a sfidarsi per il campionato giovanissimi Under 15 saranno TF contro Fada. Nel frattempo godiamoci l'entrata delle due squadre in campo e dopodiché potremo iniziare. Mentre c'è il consueto lancio della monetina abbiamo la possibilità di leggere gli uomini a disposizione della TF. Con il numero 1 abbiamo Abate Andrea, col numero 2 Barcellona, col numero 3 Lanzetta, col numero 4 Appadù, col numero 5 Rizzitano, col numero 6 Riva di San Severino, col numero 7 Palazzolo, col numero 8 Santoro, col numero 9 Palermo, col numero 10 Farina, col numero 11 Megna, col numero 12 Guzzetta, col numero 13 Milazzo, col numero 14 Candela, col numero 15 Salerno, col numero 16 Lo Cicero, col numero 17 Abate Michele, col numero 18 Caliri. Nel frattempo i ragazzi della squadra di casa si caricano prima dell'inizio dell'incontro, un incontro decisivo oggi in quanto si sfidano la prima e la terza in classifica. TF prima a quota 20 punti, Fada terza a quota 17 punti. Un'eventuale vittoria della squadra ospite significherebbe riagganciare la vetta della classifica. C'è tutta l'intenzione quindi da parte della squadra di casa per mantenere la vetta e anzi continuare a prendere distanza dalle squadre che seguono. Le due squadre nel frattempo si iniziano a disporre in campo e si aspetta solo il fischio da parte del direttore di gara per iniziare. Fischio d'inizio che arriva in questo momento, primo possesso Fada che subito opta per un lancio lungo, intercettato immediatamente da Santoro di testa. Pallone ancora tra i piedi del Fada che opta per un altro lancio lungo. Ancora un pallone pericoloso, retropassaggio per Abate che poi allontana. Prova a pressare alto la TF. Pallone che termina in fallo laterale. Errore nello stop, sarà rimessa laterale stavolta per il Fada però. Pallone intercettato, poi lanciato via. Aggancia il pallone Riva di San Severino. Altra palla lunga per gli uomini in profondità. Interessante recupero da parte della TF che può provare ad affondare il colpo. Ci mette una pezza alla difesa del Fada che allontana. Ancora possesso TF che prova a farsi spazio tra le linee difensive. Dopodiché pallone che va a sbattere nel muro di maglie azzurre. Ora prosegue per un attimo il gioco, dopodiché si ferma. Si riparte, lancio lungo interessante per un uomo in aria da parte della TF. Pallone che però rotola sul fondo.
Si riparte dunque da una rimessa dal fondo. Prima rimessa per Murana, portiere del Fada. Lascia invece battere il compagno che lancia lungo. Errore nell'intercettare il pallone, poi il retropassaggio verso Abate per andare sul sicuro. Che lancia per i compagni sulla corsia di sinistra, che possono provare a fare metri, dopodiché pallone interessante a servire il numero 11 Megna. Passaggio però leggermente impreciso, finisce facile tra le braccia di Murana. Nel frattempo palla che rotola in rimessa laterale. Lancia Rizzitano subito per i compagni. Lotta sul pallone Rizzitano, poi viene fermato in maniera irregolare. Punizione da una zona del campo interessante per la TF. Sul pallone Rizzitano e Megna, insieme anche a Palermo. Passaggio corto per Palermo, che subito scambia con Megna. Pallone in mezzo e poi colpo di testa che sblocca subito la partita. TF che subito si porta in vantaggio. Ottima azione corale da parte della squadra di casa che subito porta a casa il gol che sblocca subito la partita al 4° minuto di gioco. Nonostante questo il mister della TF invita alla calma, perché il match è appena iniziato e sicuramente sarà una lotta da entrambe le parti per poter strappare dei punti preziosi in classifica. Pallone lungo della TF, prova a spingere Megna che riesce ad agganciare il pallone e poi tenta il tiro, non riesce però a trovare lo specchio della porta. Grande galoppata da parte del numero 11 della TF, che era riuscito ad assicurarsi il pallone. Un po' sfortunata la conclusione, condizionata forse anche dal forte vento che inizia a tirare qua al velodromo Paolo Borsellino. Altro lancio lungo del Fada. Rimessa laterale per la squadra ospite, intercettata di testa dalla TF, sarà comunque rimessa laterale sempre per il Fada. Altra rimessa battuta, stavolta recupera la TF che prova a ripartire, poi intercetta il pallone il Fada. Palla che non riesce ad essere agganciata dal compagno che galoppava sulla corsia di destra. Dunque pallone che termina sul fondo, batte corto Abate, si appoggia al numero 10 della TF che fa un po' fatica dato il pressing alto del Fada, poi errore nel passaggio. Rimessa laterale per la squadra ospite. Intercetta di testa la TF che prova a lottare in 3 sul pallone, ci riesce, poi il Fada prova a allontanare in qualche modo, ma palla ancora tra i piedi della TF che può provare a galoppare stavolta sulla corsia di sinistra, può optare per un cross in mezzo per i compagni, strada che però non risulta semplice. Fada che riesce a recuperare il pallone, prova a sua volta a rispondere sulla corsia di destra.
Ancora pallone tra i piedi del Fada. TF che prova in ogni modo a riacchiappare il pallone e ci riesce. Altro tentativo di ripartenza sulla corsia di sinistra da parte della squadra di casa, intercettato e disinnescato da parte del Fada che manda il pallone in rimessa laterale. Rimessa laterale battuta per la TF. E ancora pallone tra i piedi della squadra di casa, che continua a proporsi in avanti dopo il gol che ha sbloccato sin da subito la partita. Fada che però non sembra essere da meno e sembra volere mettere una pezza sin da subito al vantaggio della squadra di casa. Poi lancio lungo impreciso e il pallone che termina in fallo laterale. Dalla Rosa a recuperare il pallone, che lancia lungo per i compagni, ma pallone intercettato dalla TF che prova a lanciare lungo. Aggancia il pallone il numero 8, che palla allontanata, ma attenzione, ancora possesso TF. Rimpallo che favorisce l'uscita di Abate dalla sua area, che prova a lanciare lontano, ma intercetta ancora una volta il Fada, che prova a galoppare sulla corsia di destra. Palla che termina ancora una volta in rimessa laterale, sempre in favore della squadra ospite. Lancio lungo a cercare i compagni in area, pallone spizzicato in maniera però un po' imprecisa, palla che termina facile tra le braccia di Abate, che invita i compagni a salire. Opterà probabilmente per un lancio lungo, lo fa. Palla però che viene intercettata dal Fada, ma recupero alto della TF, molto interessante, che può provare a galoppare sulla corsia di destra con il pallone tra i piedi del numero 5, che prova a farsi spazio per crossare in mezzo, palla che termina sul fondo. Sarà dunque calcio d'angolo in favore della TF. Ottima azione da parte di Rizzitano, che si allontana dalla bandierina, cede il posto a uno dei compagni. Si aspetta il via da parte del direttore di gara, via che arriva in questo momento. Pallone battuto rasoterra, ancora possesso TF che prova a tirare, non riuscendo a inquadrare lo specchio della porta. Altra grande occasione per la TF. Va a recuperare il pallone Murana. Cederà con ogni probabilità la battuta della rimessa dal fondo ancora una volta al compagno, che subito si appresta a lanciare lungo. Palla che viene intercettata alla TF. Spedisce il pallone dalle parti di Megna. Nel frattempo ancora possesso TF. Ancora TF che può provare a crossare in mezzo, pallone che risulta invece in un tiro, che Murana stoppa in due tempi, che poi prova a lanciare lungo per i compagni in profondità. Recupera ancora una volta la TF che può provare a proporsi in avanti, allontana come può la difesa del Fada, che spedisce il pallone
più lontano possibile. Si ripartirà dunque da una rimessa laterale in favore dell'ATF. Altra rimessa laterale, stavolta in favore del Fada. Prova a lanciare lungo, intercetta di testa l'ATF. Lotta di possesso tra le due squadre. Pallone ancora tra i piedi del Fada, pressa alto l'ATF, costringe gli avversari a prendere una decisione forse un po' troppo frettolosa. Pallone che termina in fallo laterale in favore della squadra di casa. Va Rizzitano a battere subito, dopodiché ancora pallone tra i piedi di Rizzitano, che serve i compagni in mezzo. Sfugge però il pallone e recupera il Fada, che subito prova a galoppare per vie centrali, riesce a metterci una pezza alla difesa dell'ATF, che recupera il pallone e poi lo lancia dalle parti di Rizzitano. Ancora un'altra galoppata di Megna sulla corsia di destra, che prova a farsi spazio per servire compagni in mezzo e si guadagna un calcio d'angolo. Quasi tutto pronto per la battuta del corner. Corner battuto, pallone che viene allontanato di testa alla difesa del Fada, ma attenzione, ancora palla interessante. Ci riprova l'ATF a servire stavolta il numero 3, che prova a farsi spazio. Crossa in mezzo. Poi risulta in un tiro il pallone di Lanzetta, fermato senza particolari problemi da Murana, che prova subito a lanciare i compagni e ci riesce. Palla nella corsia di destra tra i piedi del Fada, che può provare a affondare per vie centrali. Sbagliato l'ultimo passaggio, pallone recuperato dall'ATF, che subito prova a ripartire, ma poi altro lancio lungo del Fada, risponde subito l'ATF. Palla tra i piedi della squadra di casa, che prova a guadagnare lentamente qualche metro sulla corsia di sinistra e poi pallone scaricato in mezzo. Cercare il compagno in area. Buona lettura stavolta da parte della difesa del Fada, che non si è lasciata prendere impreparata. Nel frattempo Abate è costretto ad uscire dalla propria area per mettere il pallone in fallo laterale. Rimessa laterale ancora una volta per il Fada. Si ritrova in aria, salta l'uomo e poi cannonata che rimette tutto in parità. Uno a uno e palla al centro al velodromo Paolo Borsellino. Ristabilita la parità nel match. Premesse rispettate appieno, entrambe le squadre stanno lottando in maniera estremamente accesa per guadagnare i propri rispettivi obiettivi. La TF vuole sicuramente mantenere la vetta della classifica, mentre il Fada vuole in ogni modo agganciare l'attuale capolista.
Nel frattempo possesso TF, che non si lascia battere, subito prova a cavalcare sulla corsia di sinistra, dopodiché pallone interessante, lanciato lungo dalle parti di Megna, che non riesce però ad agganciare il pallone. Palla che termina sul fondo, va a recuperare Murana. Murana che cede ancora una volta la battuta della rimessa dal fondo. Nel frattempo direttore di gara che invita entrambe le panchine alla calma. Batte lungo, subito intercettata dalla TF il pallone, che prova a proporsi ancora una volta. Pallone scaricato su Rizzitano, che poi scambia con Palermo, che prova a farsi strada e prova a guadagnarsi il calcio d'angolo, pallone che però rimane dentro e poi termina in rimessa laterale in favore del Fada. Va per battere la rimessa laterale, intercetta di testa Rizzitano, che propone il pallone in aria, ancora Rizzitano di testa, poi palla che viene allontanata e che viene mantenuta in gioco, costretta la TF a mettere fuori. Recupera il pallone Garofalo, che aspetta il via del direttore di gara prima di riprendere, ma c'è già subito un primo cambio per il Fada. Entra il numero 16, Bruscato. Ad uscire il numero 3, La Rosa. Si riprende, batte la rimessa laterale proprio l'appena entrato Bruscato, che subito tocca il primo pallone, che prova a servire in mezzo, allontana la TF. Pallone interessante proposto, costretto ad uscire Abate e poi gioco abbastanza pericoloso da parte del Fada, che nel tentativo di riagganciare il pallone con i piedi entra con i piedi nel petto di Abate, che però subito fortunatamente si rialza, stringe la mano all'avversario. Ottimo gesto di fair play, lui che batte lungo per i compagni in profondità, pallone che però viene intercettato dal Fada, che subito prova a riproporsi in avanti. Intercetta la difesa della TF ma non basta, ancora pallone tra i piedi del Fada, stavolta però basta e come, e prova a galoppare la TF sulla corsia di destra. Pallone che poi termina in rimessa laterale. Nel frattempo 21esimo minuto di gioco, quasi 22esimo, al velodromo Paolo Borsellino, situazione di assoluta parità 1-1. Finora entrambe le squadre si sono fatte vedere abbastanza aggressive, come è giusto che sia in un match dove la posta in palio è molto alta come questo. TF che ha sbloccato subito il match al quarto minuto di gioco. Non è tardata ad arrivare poi la risposta del Fada, che dopo una serie di tentativi è riuscita a rimettere il match in parità. Ancora tutto da giocare qui al velodromo.
Nel frattempo si riparte da una rimessa laterale in favore della squadra di casa, che opta per il lancio lungo, intercetta di testa il Fada che allontana in qualche modo, poi palla che rotola dalla parte del campo della squadra di casa, ancora una volta Abate esce e va con i piedi ad allontanare il pallone. Buona lettura da parte di Santoro, che mette il pallone in fallo laterale. Ancora altro pallone interessante per la TF, che lotta per guadagnare metri, si appoggia poi alle retrovie. Ancora possesso squadra di casa. Riesce ad agganciare bene il pallone Santoro. Si mette una pezza Farina. Poi altra lotta per il possesso a centrocampo. Ancora pallone tra i piedi della TF. Buona lettura da parte del Fada, ma torna il pallone tra i piedi della TF, che può provare ancora una volta a scattare sulla corsia di destra. Ancora Rizzitano che crossa in mezzo e poi il pallone che rimane lì. Torna in vantaggio la TF. Ancora una volta una grande azione di squadra. Torna dunque in vantaggio la squadra di casa, che adesso deve fare di tutto per non concedersi ulteriori errori che potrebbero portare nuovamente al pareggio degli ospiti. La posta in gioco è troppo alta per la TF, che deve necessariamente mantenere la vetta della classifica e anzi prendere distanza da chi rincorre. La reazione del mister è stato subito infatti invitare alla calma la propria squadra. Il match è ancora lunghissimo. Mancano ancora 10 minuti prima del termine della prima frazione di gioco. Dopodiché saranno altri 35 minuti di assoluta battaglia per entrambe le squadre. Altro pallone recuperato dal Fada, che subito non si lascia battere e prova a rispondere, ma intercetta la TF. Lotta di possesso nella metà campo della TF. Alla meglio il Fada, che prova ancora una volta a proporsi in avanti. Ottimo intervento in scivolata da parte della squadra di casa, che prova subito a recuperare il pallone con gran foga. Palla che viene scortata sul fondo da Abate. Che poi va per battere corto verso il compagno sulla corsia di sinistra. Va per aiutare il compagno Megna. Pallone ancora una volta lanciato lungo verso Megna, che lotta per il possesso del pallone per servire i compagni in mezzo. Va per Rizzitano e poi si appoggia al numero 7 Palazzolo, che opta per il tiro un po' troppo centrale, facile per Murana, che subito prova a lanciare i compagni. Ancora un'azione molto interessante da parte del Fada, che però termina facilmente tra le braccia di Abate.
Altra galoppata sulla corsia di sinistra per la TF che prova a servire per i compagni in mezzo, guadagnando una interessante rimessa laterale. Pallone che va a finire in area, allontanato senza troppe difficoltà da parte del Fada, che prova a ripartire sulla corsia di destra. Ancora pallone tra i piedi del Fada. Tentato il tiro da fuori area, abbastanza semplice per Abate, che afferra senza particolari problemi. Ferma un secondo, però Abate sbatte i talloni a terra, probabilmente il pallone è arrivato con un po' troppa forza. Nulla di particolarmente grave sembrerebbe, però. Altra palla per la TF, che prova a proporsi per vie centrali e ci riesce. Scambio con Rizzitano sulla corsia di destra che prova ad accentrarsi, ancora Rizzitano che poi opta per il tiro, si guadagna un prezioso calcio d'angolo. Altro corner per la TF, va a recuperare il pallone Palermo, che chiama lo schema e batte corto. Ancora Palermo, che si appoggia dietro a Lanzetta, che opta per il tiro e poi pallone che finisce tra i piedi del numero 6 che prova il tiro, ma troppo centrale, facile per Murana. Poi cannonata da centrocampo che però non trova lo specchio della porta. Intercetta di testa la TF, il lancio lungo dopo la rimessa al fondo, palla che viene battuta e ribattuta tra i piedi dei giocatori delle due squadre. Prova a ripartire ancora una volta la TF sulla corsia di destra, ancora Rizzitano che poi viene fermato dal fischio dell'arbitro. Per il direttore di gara il pallone era uscito. Si riparte dunque da una rimessa laterale in favore del Fada. Lancio lungo, prova ad arrivarci Riva di San Severino, arriva il compagno in supporto. Appadù mette il pallone in calcio d'angolo. Si aspetta il via del direttore di gara per battere il corner. Via che arriva in questo momento, corner battuto, pallone che spizza e poi viene allontanato. Lontano dallo specchio della porta da Palermo. Sarà però un altro corner per la squadra avversaria.
Altro corner battuto, pallone tra i piedi della squadra ospite che opta per il tiro, che va a sbattere su un muro di maglie rosa. Va per l'aggancio Megna, si appoggia verso Rizzitano, poi spinta abbastanza vistosa, però per il direttore di gara si può continuare. Nel frattempo ci si avvicina al 33esimo minuto di gioco, mancano 2 minuti al termine del primo tempo, staremo poi a vedere quanti saranno i minuti di recupero dati al direttore di gara. Rimane nel frattempo a terra uno dei giocatori del Fada. Nulla di grave sembrerebbe, si può dunque ripartire col match. Ancora pallone tra i piedi dell'ATF. Prova a farsi spazio Lanzetta. Palla che poi viene portata in calcio d'angolo. Chiamato lo schema, pallone battuto rasoterra ancora una volta. Palla che poi rimane ancora tra i piedi dell'ATF, che prova a crossare ancora una volta in mezzo e poi stavolta pallone che termina sul fondo. Sembrerebbe che il direttore di gara non darà minuti di recupero. Pallone ancora tra i piedi dell'ATF. Altro lancio lungo, intercettato da riva di San Severino, recupera il pallone e poi tiro del Fada, ci mette una pezza Abate, poi arriva il duplice fischio da parte del direttore di gara che manda momentaneamente le squadre in spogliatoio. 2-1 il risultato parziale del match. Amici sportivi, benvenuti, bentrovati all'impianto sportivo Licauli di Piana degli Albanesi. Oggi si gioca l'Eccellenza Sicilia, la 18ª giornata. Oggi si gioca San Giorgio Piana, Partinica Audace. Angolo battuto, pallone in mezzo, poi allontanato in qualche modo. Tenta il tiro Alfano. Tutto pronto per la battuta del calcio piazzato. Ci arriva in 2 tempi Lamin. Palla tra i piedi del numero 3. Prova a farsi strada e ci riesce tra il centrocampo e San Giorgio Piano, dopodiché passaggio in mezzo, finisce tranquillamente tra le braccia di Lamin. Intercetta di testa la Partinica Audace, lotta sul pallone, ha la meglio Passero che prova il tiro da lontano, in 2 tempi Polizia afferra. Chiamato lo schema. Batte, pallone che arriva tra i piedi di Amaya, che non riesce però ad inquadrare lo specchio della porta. Calcio d'angolo battuto,
E poi palo scheggiato dalla Partinic Audace, grande rischio per la squadra di casa. Ti appoggia dietro a Yam, che opta per un lancio lungo, intercetta e poi tenta il tiro da fuori area. Ancora Barbara, la così di testa prova a crossare in mezzo per i compagni, non riesce ad agganciare bene il pallone. Candela. Va per battere Passero, pallone troppo alto. Quasi tutto pronto per ricominciare, si ripartirà da un calcio d'angolo per la Partinic Audace. Battuto e poi pallone che rimane sulla linea, salvato di pochissimo, e invece no, il direttore di gara conferma il gol. A segnare il numero 6, Duli. Partita tutta da gustare al comunale di Bagheria tra il 90-011 di Sandro Tarantino e il Camarat di Fabrizio Cammarata, ancora a porte chiuse lo stadio della località in provincia di Palermo, e dunque partita per pochi intimi ma fin da subito tambureggiante a gran ritmo, soprattutto per merito del Camarat, che dopo un paio di giri di lancette ci prova con questa azione che parte dal lato sinistro, poi c'è la scivolata di un giocatore del 90-011, conclusione di Osvaldo che termina sul fondo. Poi al minuto 21 c'è una palla da fermo ancora per il Camarat, colpo di testa di Osague, palla che si stampa sulla traversa, sfiora il bis dopo la rete nell'ultima trasferta del 2025, quella sul campo delicata, ma alla mezz'ora punizione ancora per la formazione di Cammarata col tentativo di Pane. Ci pensa Zummo a bloccare la presa a terra, ma al minuto 36 passa il Camarat con la palla che balla nell'area bagherese. Ci pensa Miano, uno degli ultimi arrivati in casa Camarat, a sbloccare il risultato. È 0-1 al comunale, e allora la rete da parte dell'ex difensore, tra le altre del Pro Favara, ma è un vantaggio che dura poco per la squadra dei Montanari, perché proprio poco prima della fine del primo tempo ci pensa ancora la formazione nerazzurra in una delle primissime sortite dall'inizio della partita a pareggiare con il cross che arriva dalle parti di Pietro Balistreri, immortale, il centravanti che in settimana ha compiuto e festeggiato 40 anni e li celebra nel migliore dei modi, ovvero sia con il punto dell'1-1 che manda le squadre in parità negli spogliatoi. In avvio di ripresa si mette male la situazione per il Camarat, perché Miano commette questo fallo su un avversario lanciato a rete. Il direttore di gara non ha dubbi, estrae il cartellino rosso, e allora poco più di 40 minuti di inferiorità numerica per il Camarat, che dovrà stringere i denti e serrare le fila per evitare la rimonta del 90-011, che si spinge in avanti con uno dei giocatori più pericolosi, ovvero sia il grande ex Lococo, che all'ora di gioco colpisce in pieno la traversa a metà della frazione, prova a farsi nuovamente vivo il Camarat con questa avanzata da parte di Nacho Pierce, conclusione sul primo palo. Zummo dopo una deviazione deve mettere il pallone in calcio d'angolo, poi un quarto d'ora dalla fine mischia e scaramucce davanti alle due panchine, ne fanno le spese da una parte Fontana, dall'altra Pane, rosso per entrambi, chiude addirittura in 9 il Camarat. Il 90-011 è invece in 10, e a 10 minuti dalla fine, con questa giocata ancora sul lato sinistro, la palla poi arriva a Lococo, altro legno, altra traversa colpita dall'ex di turno, sfortunato nella ricerca del gol vittoria e gol dell'ex che non arriva, perché al comunale termina 0-0 tra il Bagheria 90-011 e il Camarat, le quali si dividono la posta messa in palio. Da Sportisili è tutto, alla prossima! La sterzata, ancora Lucera, il dribbling va giù, non c'è nulla secondo l'arbitro, c'è comunque Vega in possesso, Veca, il tiro respinto, poi pallone che rimane lì e subito opportunità dopo 2 minuti e 40. La bandierina il Gemini, tanto movimento in area, la palla che spiove, colpo di testa, e il vantaggio del Gemini con Lautaro Seiter che sbuca e batte Rustico, e avanti la squadra di Ancona. Stava viaggiando
Muratore a campo aperto. Attenzione però a Barri che serve Lucera. Lucera col cross, Stassi! La parata in tuffo da parte di Rustico. Muratore, Lucera perde l'equilibrio, non perde la palla. Muratore al limite, Barri! Conclusione fuori per la Bella. Avanzata per l'altra parte di Tilotta, Russo tra le linee, Russo sull'uscita di Demiere, anche sulla chiusura di Antona. C'è la battuta del calcio d'angolo, colpo di testa ancora di Seiter, che questa volta non trova la porta. Lancio di Antona, la palla è buona per Muratore, posizione regolare, Muratore davanti a Rustico! Se lo divora, anche perché è rientrato alla grande Salla a fermarlo. Da una zona troppo trafficata, Muratore, palleggio per Stassi che sterza Stassi, forse un tocco con la mano da parte di Salla, non se ne avvede il direttore di gara. Poi altro recupero palla, Barri. Antona si è buttato nello spazio, Antona incrocia, la palla esce di un soffio. Seiter si chiude il triangolo, Muratore al limite, Stassi, controllo orientato, calcia, ribattuto anche questo tiro, poi Licata per Stassi, la palla sopra la traversa, altra occasione per i Gemini. Allora Giacomo Rustico passò il pallone, Pizzolato pressato da Barri che gli porta via il pallone, Barri va a calciare, e la parata di Rustico, calcio d'angolo. C'è l'angolo dopo il fischio del direttore di gara, sempre Licata alla battuta. Pallone che spiove sul secondo palo, Stassi! E arriva finalmente il gol del 2-0. Chiede scusa alla curva Giorgio Stassi, ma qui è la curva che lo ringrazia perché arriva il punto del 2-0 con Re Giorgio Stassi. Di finte, Licata prova ad andare sul fondo, pallone poi messo in mezzo, la girata tentata da Seiter, poi Stassi difende la palla, Stassi si gira, non trova la porta questa volta Giorgio Stassi. Muratore, Veca, cross, Stassi, la parata di Rustico. Seiter però sbaglia e offre un'opportunità a Rustico. Rosella, palla in avanti, Rustico in area, Rustico trova il gol, improvvisamente la fiammata di Giuseppe Rustico è 2-1 adesso a San Giovanni. Barri allunga la falcata, riesce a tenerla nel contrasto con Pizzolato, Ovusu cross, Marrone, palla bloccata in due tempi da Rustico e calcio di rigore per la trattenuta su Stassi. Stassi contro Giacomo Rustico, fischia l'arbitro. La concentrazione di Stassi, la rincorsa, il destro a spiazzare il portiere e doppietta per Stassi e 3-1, di nuovo più 2 per il Gemini. Marrone, fronte alla porta ai 20 metri, Marrone salta l'avversario, Marrone, fino in fondo, quasi in porta col pallone, poker Gemini e c'è gloria anche per Mirko Marrone, 4-1 e applausi dal campo e dagli spalti. Licata cerca la giocata in solitaria, poi mette in mezzo il pallone, Colli, controllo, Colli, pallone che rimane lì, gira Reina ma gira alto e per l'arbitro può bastare, vince e convince ancora una volta il Gemini che ne fa 4 al Mazzara e prosegue la sua corsa a caccia della vetta della classifica.
Quasi tutto pronto per ricominciare qui al velodromo Paolo Borsellino. Si preparano già i cambi per le due squadre. Ci sarà un cambio in porta per il Fada. Ad entrare sarà il numero 12 Finocchio al posto del numero 1 Murana. Mentre per quanto riguarda la TF entra il numero 14 Candela. Si aspetta solo il fischio da parte del direttore di gara per iniziare il secondo tempo. Primo tempo che certamente ha dato spettacolo, 2-1 il risultato parziale. Match subito sbloccato al quarto minuto dalla squadra di casa. Poi il Fada, dopo una serie di tentativi, è riuscito a riacciuffare il pareggio. Ma negli ultimi minuti del primo tempo la TF si è nuovamente riportata in vantaggio e adesso chiaramente la squadra di casa è determinata a mantenere lo stato di vantaggio, in quanto una vittoria significherebbe non solo mantenere la vetta della classifica, ma continuare a prendere distanza da una delle inseguitrici. Il Fada, infatti, qualora dovesse uscire con i 3 punti oggi, riacciufferebbe la vetta della classifica, o quantomeno sicuramente aggancerebbe la TF. Nel frattempo pallone che termina fuori. Si riparte da una rimessa laterale in favore del Fada, che chiaramente sarà determinata in questo secondo tempo ad incidere, quantomeno ad acciuffare il pari. Un match che sicuramente fino ad ora non è risultato semplice ad entrambe le compagini, che hanno lottato fino all'ultimo secondo. Secondo tempo dunque che promette ancora spettacolo qui al velodromo Paolo Borsellino. Nel frattempo lotta per il possesso il Fada, che riesce ad agganciare il pallone e a servirlo in maniera interessante verso i compagni. Errore di Abate, a cui mette subito una pezza. Tempo lancio lungo da parte del numero 7 della TF verso Megna, che non riesce sfortunatamente a tenere in campo il pallone. L'appena entrato numero 12 Finocchio, portiere del Fada, rimane a terra, si tocca la testa, probabilmente un contatto di gioco abbastanza vigoroso. Gioco momentaneamente fermo dunque al velodromo. Si alza il ragazzo, continua però a toccarsi la testa. Si asciuga il viso e ritorna tra i pali, accompagnato dai compagni. Bellissimo momento di squadra. Sembra dunque tutto pronto per la battuta della rimessa dal fondo. Batte lungo Finocchio, intercetta il pallone la TF, che subito prova con il numero 3 Lanzetta. Nel frattempo si inizia a preparare un altro cambio alla panchina della TF.
Tra qualche minuto sapremo chi entrerà in campo. Fa ricominciare da Finocchio il direttore di gara. Che prende la rincorsa e va per battere lungo. Ancora una volta intercetta la TF. Ancora lotta di possesso a centrocampo tra le due squadre. Aggancia il pallone Palermo. Chiedo scusa, Palazzolo. Poi si appoggia sul subentrato numero 14 che prova a ritagliarsi spazio. Pallone calibrato male, termina tra i piedi della squadra ospite. Ancora possesso TF. E si appoggia a Lanzetta che prova a saltare l'uomo, ci riesce, poi tutto regolare secondo il direttore di gara tra le vistose proteste della panchina della squadra di casa che avrebbe voluto un intervento da parte dell'arbitro. Nel frattempo arriva un altro cambio per la TF. Ad uscire proprio il numero 3 Lanzetta. Entra invece il numero 16 Lo Cicero. Pallone in rimessa laterale, batte il Fada. Prova a lanciare in mezzo Palazzolo che lotta sul pallone. Palla che però termina in fallo laterale. Altra rimessa laterale per il Fada. Pallone tenuto in gioco. E poi palla che termina ancora una volta in fallo laterale. Stavolta in favore della TF però. Va a raccogliere il pallone Santoro che subito batte. Poi aggancia il pallone il Fada che prova a ripartire. Poi intervento falloso sanzionato dall'arbitro. In maniera soltanto verbale però. Punizione per la squadra ospite dunque. Pallone riagganciato alla TF che subito prova a ripartire sulla corsia di destra. Ancora una volta recupera il pallone la TF, poi lotta per il possesso. Per la terza volta recupera il pallone la TF che subito prova a lanciare il compagno sulla corsia di destra. Ancora palla tra i piedi della squadra di casa, dopodiché pallone che viene accompagnato sul fondo. Non si lascia inebriare certamente dal secondo gol di vantaggio, memore di quanto successo nel primo tempo la TF, che mantiene alta la concentrazione e soprattutto l'intensità. Dopodiché lancio lungo stavolta in favore del Fada che può provare a galoppare sulla corsia di sinistra. Ancora pallone che però non riesce ad essere propriamente agganciato.
Nonostante questo la squadra ospite si riesce a guadagnare un calcio d'angolo. Quasi tutto pronto per il corner. Corner che viene battuto, pallone in aria, tenta il tiro nella mischia, la squadra ospite, non trovando però lo specchio della porta, palla che termina sul fondo. Pallone tra i piedi dell'ATF, nel frattempo entra in campo l'Under 14 che si prepara al prossimo match che si giocherà tra circa un'ora al velodromo Paolo Borsellino, quello tra TF e Palermo, derby cittadino, Under 14. Nel frattempo si ripartirà da un'interessante punizione per la TF. Si guadagna una punizione da poco più di 1 metro dall'area. Va sul punto di battuta il numero 8 Santoro, che poi cede il posto al numero 10 Farina, che si appresta a battere e calcia direttamente in porta. In tuffo Finocchio afferra il pallone e subito si rialza per provare a fare ripartire i suoi. Lancio lungo, intercettato dalla TF che non si lascia cogliere alla sprovvista. Palla però ancora tra i piedi del Fada. Lotta di possesso tra le due squadre, alla meglio il Fada che prova a ripartire, intercetta però la TF che recupera il pallone e si appoggia sulla corsia di sinistra ai compagni. Scarica verso Farina Palazzolo. Aggancia il numero 8 della TF che si fa strada. Poi pallone che viene recuperato, ma attenzione, ancora possesso TF, Palazzolo prova a calciare, palla che poi rotola tra i piedi di Finocchio che recupera il pallone con le mani e subito prova a lanciare lungo per i compagni in profondità. Riesce ad arrivare prima sul pallone della TF che prova ad allontanare, errore nel rinvio da parte di Abate e calcio d'angolo regalato alla squadra ospite. Si ripartirà dunque da un calcio d'angolo in favore del Fada, sul punto di battuta il numero 9 La Rosa, che batte in mezzo per i compagni, poi stavolta Abate non si fa prendere di sorpresa e aggancia il pallone con le mani, dopodiché lancia lungo per i compagni in profondità. Riesce ad intercettare di testa il numero 11 Megna, poi Finocchio esce dall'area e lancia lungo con i piedi. Pallone ancora in gioco, poi interrompe tutto il direttore di gara. È stato un attimo di mischia tra alcuni giocatori delle due squadre.
Si riparte dunque da una rimessa laterale battuta dal Fada. Altra rimessa laterale del Fada. Pallone che rimane pericolosamente ancora in area e l'ATF che riesce però con un proverbiale intervento difensivo a recuperare il pallone e a provare a ripartire. Ancora pallone per l'ATF. Palla che va verso Santoro che si appoggia a Palazzolo che poi va per il lancio lungo. Aggancia il numero 16 che poi scarica verso Rizzitano. Pallone che termina però in rimessa laterale in favore della squadra ospite. Nel frattempo quasi 50° minuto di gioco. Prova a sorprendere le linee difensive il numero 16 Lo Cicero. Poi allontana Finocchio. Ma pallone sicuramente in zona molto interessante per l'ATF. Ancora Palazzolo che salta le maglie azzurre, dopodiché si appoggia su Santoro che si ritrova a tu per tu con il portiere e poi Finocchio in tuffo salva tutto e lancia lungo, intercetta molto bene di testa a Padù. Ancora Padù che lotta sul pallone. Battuta la rimessa laterale. Allontana dalla propria area il pallone dell'ATF che intercetta un lancio lungo del Fada e può provare ancora una volta a ripartire, stavolta con il pallone tra i piedi del numero 14 che va per lanciare Megna. Ancora una volta arriva però prima Finocchio che afferra il pallone con le mani e lancia lungo. Ancora possesso TF con Lo Cicero che prova ad arrivare sul pallone, non ci riesce a strappare un interessantissimo pallone però Palazzolo che adesso si trova in area e poi pallone che viene allontanato in rimessa laterale. Batte la rimessa laterale Santoro verso Farina, ancora Farina prova a farsi spazio e si guadagna un calcio d'angolo. Va proprio Farina sulla battuta del calcio d'angolo. Va per battere Farina. Pallone tra i piedi del numero 5. Ora palla tra i piedi di Santoro che perde però il pallone in favore di una ripartenza del Fada che viene interrotta in maniera un po' ruvida, ma il direttore di gara lascia correre. Nel frattempo altro intervento un po' dubbio che non viene sanzionato dall'arbitro. Iniziano ad incrementare le lamentele nella panchina della squadra di casa. Pallone interessante per il Fada che però viene allontanato in calcio d'angolo dall'ATF per cercare di limitare i danni. Sarà dunque corner per la squadra ospite.
che inizia a disporsi per la battuta del calcio d'angolo. Corner battuto, palla che rimane ancora tra i piedi del Fada, che prova un tiro abbastanza debole, facile per Abate per agganciarlo con le mani. Abate prova il lancio lungo, per i compagni proposti in profondità c'è Megna che prova a farsi strada, dopodiché è costretto a scaricare verso i compagni, non trova però nessuno. Palla che termina in fallo laterale. Aggancia il pallone l'ATF, che prova ancora una volta a proporsi là davanti. Altro lancio lungo che però finisce facilmente tra i piedi di Abate, che si prende tutto il suo tempo per accogliere il pallone, dopodiché gioca un pochettino con il cronometro. Ancora Santoro che prova a scattare sulla corsia di sinistra, ancora pallone di Santoro, poi palla che viene messa in fallo laterale. Prova a pressare alto l'ATF, recupera il pallone la squadra di casa che subito prova a ripartire. Palla tra i piedi di Candela che scarica sulla corsia di destra. Pallone ancora in gioco. Lotta sul pallone Rizzitano, poi non riesce a mantenere il possesso, ma continua Rizzitano sul pallone. Errore nello stop da parte del numero 4 dell'ATF che fa trovare il pareggio alla squadra ospite. Ci aveva messo una pezza Abate, ma non è bastato. Torna dunque sul risultato di parità il match al velodromo Paolo Borsellino. Ritorna dunque in parità il match al velodromo Paolo Borsellino. Risultato che sicuramente sta un po' stretto alla squadra di casa, che nonostante la situazione di vantaggio aveva continuato a creare in avanti. D'altro canto buona risposta da parte della squadra ospite, che per ben 2 volte è riuscita a rimettere in parità il match. Tutte le premesse di questa gara sono state ampiamente rispettate, ci si aspettava una guerra fino all'ultimo secondo e così finora sembra essere stato. Nel frattempo fallo in favore dell'ATF. Cinquantottesimo minuto di gioco nel frattempo. Va Candela alla battuta del calcio piazzato, 3 uomini in barriera per il Fada, rimangono 2 invece, e poi ritornano nuovamente 3. Arriva il via del direttore di gara, si appresta e poi ferma ancora tutto, poi Candela va per battere, pallone troppo centrale.
Facile per Finocchio, si afferra con le mani. Che proprio con le mani rinvia, ma la TF subito riaggancia il pallone con Candela, che subito opta per servire il compagno in mezzo, non riesce a controllare bene il pallone Megna, poi palla che viene allontanata dal Fada. Ancora Candela recupera il pallone. Prova a saltare gli uomini, ci riesce, viene fermato in maniera abbastanza ruvida, dopodiché opta per il tiro da fuori area Farina. Ancora una volta abbastanza facile per Finocchio che afferra con le mani e poi rinvia lungo. Altro tentativo di ripartenza da parte del Fada. Lotta la TF per cercare di allontanare il pallone e ci riesce, dopodiché Farina allontana come può, ma ancora palla dalle parti della porta della TF, rimane a terra uno dei giocatori del Fada. Perde un po' di tempo l'arbitro prima di fischiare. I giocatori in campo non avevano infatti capito che il gioco fosse fermo. Si riprende nel frattempo, palla tra i piedi di Palazzolo che scarica sui compagni dietro, c'è Farina, ancora Palazzolo. Rimessa laterale per la squadra ospite. Lotta per il recupero Candela, ci riesce. Si appoggia poi al compagno. Ancora pallone tra i piedi della TF, anche se presta molto alto il Fada. Sicuramente non si vuole accontentare del pareggio, vorrebbe uscire al velodromo Paolo Borsellino con il bottino pieno. Nel frattempo continua Palazzolo a cavalcare sulla corsia di sinistra, dopodiché prova ad accentrarsi. Ancora pallone tra i piedi di Palazzolo, che poi scarica verso il compagno, aggancia lo Cicero e poi ferma tutto il direttore di gara. Nel frattempo arriva un cambio per la TF, ad entrare il numero 17 Abate Michele. Entra Abate Michele, omonimo per quanto riguarda il cognome, con l'estremo difensore Abate Andrea invece. Intercetta di testa Palazzolo che va a portare il pallone verso Megna. Galoppa sulla corsia di destra il Fada, prova a farsi strada. Nel frattempo Sanseverino butta il pallone fuori. Ha provato a affondare sulla corsia di destra Marchetti. Nel frattempo 63esimo minuto di gioco.
quasi 64esimo. Mancano solo 6 minuti al termine del secondo tempo della sfida. Nel frattempo ancora palla tra i piedi del Fada. Prova a ripartire la TF ancora una volta. Palla tra i piedi di Candela che scarica dietro. Ora Palazzolo che scambia con Abate. Ancora Palazzolo, rimane a terra il numero 11 del Fada. Lascia correre il direttore di gara. Intercetta di testa la TF. Lotta di possesso tra le due squadre. Pallone tra i piedi del Fada che può provarsi a proporre in avanti. Sarà dunque corner in favore della squadra ospite. Chiamato lo schema. Poi pallone che va in mezzo, che rimane però in aria e poi viene allontanato in qualche modo dalla TF. Ancora pallone che però va a sbattere nel muro di maglia rosa e non è difficile per Abate da recuperare con le mani. Poi intervento abbastanza duro a centrocampo, ancora una volta il direttore di gara non ferma il gioco. Si rialza un po' zoppicante Megna. Recupera un altro pallone interessante la TF che può provare a ripartire. Arrivano altri cambi nel frattempo. Ad entrare per il Fada sarà il numero 13, Garofalo Giovanni. Mentre doppio cambio per la TF, entra il numero 13 Milazzo e poi cambio in porta, va per uscire Abate e al suo posto entra il numero 12 Guzzetta. Ad uscire invece al posto del numero 13 Milazzo e il numero 10 Farina. Si riparte da una rimessa laterale nel frattempo. Pallone tra i piedi di Palazzolo che prova a scaricare verso la porta. In tuffo ci arriva Finocchio che si rialza e si prende un po' di tempo prima di rinviare. Perché arriva il rinvio, intercettato inizialmente dalla TF, arriva Abate sul pallone, che lotta per il possesso, ferma tutto il direttore di gara, fallo. Lancio lungo della TF. Ancora Palazzolo.
che prova il filtrante verso Megna, che arriva sul pallone, dopodiché Fada che riesce a strappare, ma ancora pallone tra i piedi della TF con Palazzolo che lotta, poi palla che viene allontanata, ancora tutto regolare, opta per il tiro da fuori area il numero 14 Candela, che però non trova lo specchio della porta. Nel frattempo 69esimo minuto di gioco, manca un solo minuto al termine dei minuti regolamentari, dopodiché staremo a vedere quanti saranno i minuti di recupero che darà l'arbitro. Rinvio lungo di Finocchio, aggancia il pallone Palazzolo, ancora Palazzolo, poi tenta il tiro che va a sbattere sulle maglie azzurre, dopodiché palla che rotola tra le braccia di Finocchio, che va per il rinvio lungo, un po' impreciso, termina in fallo laterale. Arriva un altro doppio cambio per la TF nel frattempo. Esce al posto del numero 5 Rizzitano. Ad entrare al posto di Rizzitano il numero 15 Salerno. Dopodiché entra il numero 18 Caliri. Ad uscire il numero 2 Barcellona. Si riparte da una rimessa laterale per la TF. Si ripartirà da una rimessa laterale per il Fada. Nel frattempo termina il primo minuto di recupero. Ancora un'altra rimessa laterale. Prova a ripartire per una delle ultime cavalcate il Fada, stavolta sulla corsia di sinistra, intercetta e disinnesca la TF. Altro lancio lungo del Fada. Ancora una volta riesce ad intercettare la TF. Palla che termina in fallo laterale. Si riparte da una rimessa laterale della TF. Ancora possesso TF che prova con il pallone tra i piedi di Megna a cavalcare sulla corsia di destra, riesce a recuperare il pallone il Fada. Ancora una serie di contatti di gioco abbastanza vistosi e poi arriva il triplice fischio da parte del direttore di gara. Termina dunque sul risultato di 2-2 il match tra TF e Fada, una gara combattuta fino all'ultimo secondo che ha regalato certamente spettacolo agli spettatori.
frattempo si salutano le due squadre ed è quasi tutto pronto per l'inizio del prossimo match, sempre qui sul canale YouTube di Sportisili, che vedrà sfidarsi sempre la TF, stavolta la rappresentativa Under 14 contro il Palermo FC, derby cittadino.